Ringraziavi, Gio Presidente. O Gio Presidente del Consiglio Esecutivo, l'8 di novembre scorso partecipai a COP26 in Glasgow. Questa partecipazione si iscrive in un contesto più largo di relazioni internazionali intrattenute dopo il 2015 da nostre istituzioni sotto associazioni. Se da costituisce un fiasco per ogni poco di personalità politiche in un mondo questa conferenza, ci pare comunque importante di interrogarvi non a questo punto. Questa stonda va permesso di vassante oggi di agorsiga e di portare a brama di partecipare a Olivedo a suo concerto internazionale. Di modo più generale, siete intervenuto da diventa un ruolo di territorio in lotta contro il cambiamento climatico che divussino regioni di diritto comune o nazioni e popoli senza Stato. La vostra presenza è stata di noi l'occasione di rivenire non ai sfide di adattazione al cambiamento climatico nei territori isolani, quasi più in un Mediterraneo. Di fatto, l'ultimo rapporto di UGIEC identifica il Mediterraneo come uno degli spazi più minacciati del pianeta. Rammentiamo che lo costituisce la prima gonca turistica in mondo. Tanto, oggi più che mai, la cooperazione internazionale e mediterranea è un'arnese da mobilizzare. In questo contesto, l'isola europea di un Mediterraneo agorsiga un'amica risparmiata da questi fenomeni che mettono in pericolo la biodiversità e l'ambiente. I fenomeni naturali si moltiplicano, siccità, pieni, incendi, erosioni di litorali e il nostro patrimonio naturale si trova di più in più tocco dalle azioni dell'uomo. In più, numerosi sono i sfide che aspettano a Corsica: gestione di immondizio, preservazione di risorse in acqua e obiettivi di un turismo durevole. In conformità con gli ingaggiamenti presi davanti a un nostro popolo, avete affermato a occasioni la nostra ambizione di fare a Corsica una terra d'eccellenza ecologica. Azioni numerose sono già state realizzate a questo punto, a tal punto che il nostro Paese è figliolato oggigiorno in cui interesse e simpatia a livello europeo. Questi primi passi importanti domandano a essere amplificati oggi e domani. Durante la campagna elettorale passata, dichiarate che i due sfide maestri della nuova mandatura erano la concretizzazione di un nostro progetto politico e nazionale e a tramandare la gioventù. E oramai è giunta l'ora di integrare di modo operazionale e concreto la lotta contro il cambiamento climatico come una priorità da trasmettere alle generazioni a venire una Corsica capivila in questo combatto. Tanto, caro Presidente, a me domanda è questa: quali sono le prospettive dopo questa partecipazione di Corsica a COP26 in quanto all'azione comuni per la difesa del clima e per la biodiversità? Più largamente, a chi ne siamo di associazioni a livello di cooperazione internazionale e di nostra diplomazia. Ringraziavi. Ringraziavi, il consigliere, e abbassa la parola al presidente dell'esecutivo, Gilles Simeoni. Vi ringrazio per la vostra questione, il consigliere. Allora, di modo lesto, rammento prima a un punto di vista generale che è previsto un rapporto di presentazione della nostra politica mediterranea, europea e internazionale, con una politica che era stata iniziata dal Presidente dell'Assemblea di Corsica quando era incaricato degli affari europei e mediterranei del Consiglio esecutivo e della mandatura di prima. Dunque questo rapporto è stato parecchie volte rinviato, ma sarà presentato più presto davanti alla vostra Assemblea. E per noi una priorità assoluta che ti permette a Corsica di far sentire a suo oggi e di vendere i suoi interessi nel concerto europeo e internazionale. Per rivenire più particolarmente la nostra partecipazione a conferenze di Glasgow, voglio rammentare in qualche parola che normalmente ogni anno si tiene questa COP che è stata rinviata l'anno scorso per via di Covid e che dunque si teneva quest'anno in Scozia. Allora, 196 stati più l'Unione Europea
190 capizzoni mondiali, dunque, e di noi decine di migliaia di rappresentanti di governi, di città, di regioni, di territori autonomi o da attori non statali come per esempio le imprese, l'investitore o l'organizzazione non governamentali. E appena di più di 10 giorni di negoziati. 4 sfide maggiori a livello globale: prima, far crescere l'ambizione climatica; secondamente, finalizzare regole per l'applicazione dell'accordo di Parigi; terzo, mobilizzare finanze climatiche nuove; e quarto, rinforzare l'agenda d'azione comune e scompartuto. Allora, un bilancio l'hai detto, contrastato. All'ingrosso si dice che i paesi poveri aspettano legittimamente assai di più e che i paesi ricchi cominciano a fare, ma non facciano mica abbastanza. Allora, quale può essere a piazza di un paesuccio come il nostro, un cumbuglio da manto? Io penso con voi che è importantissimo di essere presente, soprattutto che a Corsica è quantunque riguardata con un occhio amichevole da tutti, e l'ho potuto rimarcare torna stavolta. Voglio rammentare rapidamente ciò che è stato fatto durante questa giornata di partecipazione. Rammentare di Luca, ho partecipato prima, intanto che presento il Consiglio esecutivo di Corsica, ma che era di noi mandatato, posto che le regioni di Francia hanno voluto confiarci a presenza di una commissione importantissima, quella di transizione ecologica, considerando che a Corsica, territorio isolano, territorio mediterraneo, territorio in brama di un'autonomia piena e sana, può essere un capivila per tutte le regioni. Dunque, è quantunque un fatto politico importante e di noi un onore che di poter parlare a nome di tutti gli attori regionali di Francia. Anche se a Corsica non si considera di amica per conto nostro, solo come una regione francese. Allora, rapidamente, vous dire plusieurs entretiens importants. D'abord, en ma qualité je l'ai dit, de président de la commission de la transition énergétique, il y avait un rendez-vous qui a été organisé en présence de la ministre de la transition écologique, dont je dois signaler qu'elle a tenu à me recevoir une demi-heure, y compris pour parler de la Corse. Elle n'était pas obligée de le faire, donc c'est quand même un geste d'ouverture significatif. Nous avons parlé du rôle des régions et plus largement des territoires infra-étatiques dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre le réchauffement climatique et plus globalement de transition écologique. Et nous l'avons fait en présence de représentants du Québec, en présence du représentant des villes d'Afrique, que j'ai bien sûr assuré de notre solidarité, et nous l'avons fait dans des termes qui ont été, à mon avis, extrêmement constructifs. Au-delà de cette réunion et de cet échange avec la ministre, et cette fois-ci en reprenant plus directement ma casquette de président du Conseil exécutif de Corse, d'abord réaffirmer l'importance de la coopération méditerranéenne dans la lutte contre le réchauffement climatique, des contacts de premier plan avec des représentants des îles Baléares, avec des représentants sardes, des représentants italiens, mais également un entretien d'une heure avec le président catalan, Aragonès, auquel bien sûr j'ai exprimé la solidarité, notre solidarité avec le peuple catalan, et puis aussi la volonté de renforcer nos échanges bilatéraux dans le domaine économique, social, culturel, linguistique et environnemental. Des rendez-vous également avec le ministre écossais de l'énergie et des transports au nom du gouvernement écossais, des rendez-vous avec des acteurs non gouvernementaux intéressés par ce qui se passe en Corse, un entretien important aussi pour la philosophie qui est la nôtre avec le président du Sénat de Madagascar, qui m'a interpellé à la fois en tant que Corse, on sait, et notamment les plus anciens savent les relations qu'il y a eu entre les Corses, notamment ceux qui ont participé à l'Empire colonial, et le territoire de Madagascar et le peuple malgache. Vous dire que ce peuple connaît aujourd'hui des entreprises de déforestation importantes, des incendies criminels, des entreprises sont menées par des grands groupes internationaux, et donc une famine extrêmement grave qui a déjà coûté la vie à plus de 1000 personnes. Donc j'ai discuté avec le président du Sénat de Madagascar et qui a demandé un geste de solidarité à la fois de la part de la Corse, si possible, et de l'ensemble des régions de France. Moi, à titre personnel, j'y suis favorable et j'aurai l'occasion de vous proposer un geste au moins symbolique, sans doute, je l'espère, partagé et repris et porté
avec les régions de France. Je vous rappelle que nous avions institué un fonds d'urgence pour des opérations humanitaires. Je referme la parenthèse, mais c'est important aussi que la Corse, à Madagascar comme ailleurs, montre que sur la scène européenne et internationale, elle est solidaire de l'ensemble des peuples qui souffrent beaucoup plus que nous. Donc je termine en disant des contacts, ce qu'on appelle du soft power, des perspectives de travail. Ce sont des perspectives de travail qui s'enracinent dans la durée. J'écoutais tout à l'heure la réponse de la présidente de l'Office des transports à la question de Serena Battestine. Sur l'affaire, par exemple, des transports maritimes, et notamment en Méditerranée, et notamment avec la Sardaigne, c'est un dossier que nous avons systématiquement porté devant toutes les instances compétentes. C'est long, c'est difficile. Quelquefois, on a l'impression de se battre contre les montagnes. Et pourtant, je pense qu'avec la foi, la volonté politique, la constance, nous allons arriver à avoir des concrétisations. Nous avons commencé à en avoir dans tous les domaines et j'espère que nous en aurons encore plus dans les mois et dans les années à venir. Merci, Monsieur le Président. J'ai oublié les députés et sénateurs français de tous les groupes avec lesquels nous avons beaucoup échangé, y compris sur le réchauffement climatique, et avec, je dirais, une volonté partagée d'avancer ensemble.